Le nostre 3 stelle sono pronte, non resta altro che gustarle. Vedete come sono croccanti, veramente buone con la... Ecco, con la prima è per sarda. Gianluca. Ecco. Io. Vedete qui come sono buone. Sia quelle là con lo zucchero che ho assaggiato prima, che sono buonissime, ma quelle della tradizione dei nostri anziani che veramente non possono mancare nelle tavole, già per la vigilia di Natale, le abbiamo assaggiate per la vigilia di Capodanno e sono veramente, veramente gustose da mangiare calde, appena uscite dall'olio, sono veramente una cosa buonissima. Carmela, facciamo vedere l'impasto. Eccolo qua. Quindi come l'abbiamo preparato questo impasto? Farina, acqua, sale, lievito, acciughe. Impastato con l'acqua. Quindi rispetto alla versione dolce, cosa cambia? Solo l'aggiunta delle acciughe. Poi la versione dolce la completiamo con lo zucchero Con lo finale. zucchero e cannella a chi piace. Mentre qui invece queste vanno già gustate così. Sì, queste già si possono assaporare così. Ma qual è la versione che viene più apprezzata? Forse è salato? Sì, dagli sì, dagli sì. anziani il salato, Forse il dai salato. ragazzini, dai più giovani forse il dolce è un po' un tuffo nei ricordi. Io ricordo la mia nonna quando li preparava, io da piccolino ero vicino ai fornelli e non vedevo l'ora di poter rubare la crispella per poterla assaggiare in anteprima, aspettando poi il pranzo o la cena delle feste. Ma è vero che si preparano anche con la zucca? Sì, anche con la zucca, sono buonissime. Queste sono le nostre tradizioni, i vecchi sapori che si tramandano e che non si possono mai dimenticare. Ecco. Il segreto per una buona riuscita è l'olio caldo al punto giusto. La lunga lievitazione, perché devono essere impastate parecchio tempo prima, non all'ultimo minuto. Queste sono state impastate questa mattina. Che lievito abbiamo utilizzato? Lievito madre, Come da tradizione. come da tradizione, sì. E qui Gianluca ci sarà la possibilità di gustare le crespelle in 2 versioni in maniera del tutto gratuita. Sì, assolutamente del tutto gratuita, quindi possiamo assaggiare quelle con lo zucchero, le dolci, oppure quelle con le sarde. Allora amici, se siete nei dintorni di San Piero Patti veniteci a trovare perché non capita tutti i giorni di poter gustare queste specialità. Non resta altro che augurare a tutti buon anno, buon 2026. Buon 2026 a Auguri tutti, a auguri, tutti. Grazie. Grazie e tanti auguri. tanti auguri.